L'argomento è dunque il mio prossimo traguardo da raggiungere è... Hai capito Gianfranco? Oh, sai che è bella questa domanda? Ti piace? Mi piace molto. Anche perché secondo me ho scritto tutti ci poniamo delle mete da raggiungere, no? Tutti sempre, anche inconsciamente a volte, no? Un obiettivo, insomma, qualcosa da raggiungere. E sai perché mi è venuto in mente questo argomento, Gianfranco? Perché io in questo fine settimana sono stato esattamente sul lago Maggiore a Stresa. Hai capito? Hai capito il Giuseppe? C'è stato quel fatto? Perché ero invitato ad un matrimonio di un mio amico. Sì. Un mio amico che vive in Svizzera, Solothurn si chiama, credo esattamente sia Solothurn. Vabbè, vicino Basilea, Fottetini, ora non è che a fare, come. Questo ragazzo è un amico che insomma ho conosciuto in Svizzera quando ho fatto degli spettacoli e mi ha invitato al suo matrimonio e io sono andato con la persona con cui condivido in questo momento la mia vita, che è Sabrina, e siamo stati a... Che contento, da lì. No, dico, sono contento perché abbiamo passato 3 bei giorni lì, capito? Ho visto una famiglia molto unita, dei fratelli che si vogliono bene, questo ragazzo Loris che insomma era felice di questo matrimonio meraviglioso con tanti parenti e soprattutto tanti amici. Per me, insomma, queste persone sono persone che ce l'hanno fatta, Gianfranco, capisci cosa voglio dire? Esatto. Papà da Caianello, la mamma da Caltanissetta sono partiti con tante speranze e magari pochi soldi in tasca da qui e oggi hanno il piacere di avere 6 figli meravigliosi e di aver fatto un matrimonio ieri spettacolare. Per cui per me questo è veramente un traguardo che una persona raggiunge nella vita. Allora, Enzo Iuzzia scrive: siamo pessi, senza lavoro, che traguardi dobbiamo raggiungere? E io voglio dire che me l'aspettavo che il lavoro sarebbe stato al centro dei traguardi di tante persone, no? Anthony Litrico dice: buongiorno a tutti, il mio prossimo traguardo è trovare un lavoro che mi permetta di stare tranquillo e poter mettere su famiglia. So che in Italia è impossibile, ma chissà. Beh, questo ma chissà, insomma, vuol dire che poi forse tanto impossibile non credi che sia, no? Altrimenti impossibile pare un termine assoluto, non va bene. Sono Simona e faccio la mamma a tempo pieno, sempre con tanto amore. Ora che mi sento realizzata perché ho una bella famiglia, il mio prossimo traguardo è riuscire a far crescere le mie bambine con dei sani principi, anche se è difficile spesso prendere decisioni giuste da genitore. Darò il meglio di me per loro. Beh, complimenti Simone, è la cosa giusta da fare. Pippo 89 voleva diventare attore, allora ha chiamato Tony gli ha detto: ti faccio io il provino e così lo giriamo per bene. Hai capito? Doveva fare uno dei 7 nani nella prossima versione di Biancaneve e non se lo sono preso. Questa nuova versione non sa. No, Biancaneve, se no quello vero. Biancaneve. Cercavano, allora Pippo non se lo sono presi per fare i 7 nani, lo sai perché? Perché? Che era troppo basso. Però dai Giuseppe, sei troppo crudele tu, Siete invitati a venire tutti quanti a trovarci qui al box della nostra trasmissione anche per un concorso canoro che vedrà un solo vincitore tra i tanti sfidanti che nel frattempo stiamo selezionando qui. E allora sei pronto con la canzone che hai pensato di cantare a cappella come provino in diretta? Certo. E quale hai scelto? Una carezza in un pugno. Oh, di Gino Santercole, l'autore, ovviamente uno dei 3 autori, ma portata al successo chiaramente dal nipote di Gino Santercole. Sai chi è il nipote di Gino Santercole? No, lo zio di Gino Santercole, lo sai chi è? Non lo so. Ma allora se Cannarozzone, Adriano Celentano, no? Se l'ha portato al successo. Sì, ho capito, ma non sapevo saluta che le signorine fuori parenti. e si distrae il Cannarozzone, che si distrae. E se passano, salutano, io saluto. Vabbè. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. Ma non vorrei che tu a mezzanotte e 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventato un pugno chiuso, sai. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro,
in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Ma che brava la nostra Elvira, eh? Un talento nascosto. Nome, Antonio cognome, De Luca, detto. Tony Etna, Ecco, da dove vieni? da Catania. Quanti anni hai? 25. Aggiungerei Pessi, ovviamente. Cosa ci canti, Tu Tony? sì, una cosa grande. Tu sì, una cosa grande di Domenico Modugno. Sei pronto? Sì. Accanto a Catalla, Antonio De Luca, detto Etna. Tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non hagi avuto mai, no bene così grande. E dillo una volta sola, seppure tu stai tremando. Dillo che me vuoi bene con mio voglio bene a te. Ma qua c'è l'applauso. Tony Etna, che Mi ha nonostante... stupito. Nonostante un po' di emozione nella voce, un po' di tremolizio, no? Che l'ho sentito io, che ce l'aveva questa emozione. Nonostante, devo dire, insomma, giovane di età, ci mise magari un coppo di tu sei una cosa grande per me. E Con si lo è fermato, stacco alla si è Modugno, capito? allucinante. Però era anche preoccupato perché vedeva che io facevo segnali dietro perché in realtà è arrivata una persona con cui devo parlare. Dice: a casa, ma mi stanno orando coppa, no. Tu non sai che cosa sei per me e che cosa non farei per te. C'è l'inferno e il paradiso in te, sul tuo seno caldo ci dormirei, e se dovrò buttare via tutto il resto lo farò, ma ti avrò, io ti avrò. Francesco Cirolli dice: compare e sistemare casa, speriamo. Ah no, comprare, no, compare. Comprare. Ma chi è sta conferenza? No, era comprare. Comprare e sistemare casa, speriamo. Jonathan 87 fa lo spiritoso, dice: fare una banca. Ma farla in che senso? Perché io conosco un amico mio che fa appartamenti, no? Anzi, sono due. Uno Sì. fa appartamenti nel senso che li costruisce, un altro li apre di notte e copri poco. Giuseppe. Ma per entrambi si dice che fanno appartamenti. fanno A Catania appartamenti, così si esatto. dice. Adesso vogliamo sapere: fare una banca significa che fai una banca, la banca Jonathan, oppure che insomma copri poco, scassini una banca? Speriamo di no. Gianfranco Comis, Giuseppe Castiglia e alla Catalla. Ciao Tony, grazie. Ciao. Ciao Gianfri.